Quando i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite violenta, ha tentato di giustificarsi dicendo che era lui vittima della violenza, picchiato dalla compagna, ma i lividi in volto ce li aveva soltanto lei, 34enne, che da anni subiva i maltrattamenti del compagno 44enne dell'Est Europa, che è stato così arrestato in flagranza. È accaduto a Selvazzano, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento. La 34enne ha raccontato che per timore di essere ancora una volta picchiata dal marito si era rifugiata in camera da letto, chiudendosi a chiave, ma il 44enne l'aveva inseguita, sfondando la porta e aggredendola a calci e schiaffi e stringendole le mani al collo, tentando di strozzarla. Il suo volto era pieno di ecchimosi. La donna ha raccontato che da 3 anni subiva violenza fisica e psicologica e viveva in un perenne stato di ansia e paura, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciare il suo aguzzino. Visti i precedenti, l'uomo, che era già stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie, è stato arrestato.